c'è una figura singolare perché è uno scrittore, uno studioso, che a Cipilo si è in qualche modo imposto, dico imposto culturalmente, ecco, non altro, che si chiama Edoardo Montagnier Anghiano, il quale esordì con uno studio che titola Funzionalismo contra connotazione grafica in la scrittura del Veneto in Cipilo, corrispondenza fonema-grafema. In termini tecnici, va bene, uno studio molto interessante per quanto appunto riguarda la lingua, ma questo stesso Edoardo Montagnier si cimenta in dialetto, portando il dialetto alla scrittura seguendo una trascrizione spagnola, ovviamente, e realizza un'opera che è molto interessante proprio in quest'ambito, Parlare per Veneto, vivere a Messico, edito da Conaculta, non da una casa editrice anonima, e poi un romanzo scritto sempre in dialetto cipilegno, il che vuol dire per tanti aspetti molto simile a quello degli altipiani, dell'Alto Veneto in cui ci troviamo, va bene, un romanzo che titola Al Prim, il primo, che fu edito ancora da Conaculta nel 2006, e ancora un altro libro che è una colettanea in realtà di vari suoi scritti, ancora Fon Ora del 2010. C'è un salto, non so se l'avete compreso, ma io penso di sì, si passa da quella che è l'oralità alla scrittura, e si passa dall'oralità alla scrittura non a casaccio, ma con un fondamento che è veramente esemplare. Non è il primo scrittore, come dire, di origine italiana in Messico. Sergio Pitol, originario della colonia Manuel González, lo ha preceduto di un paio di generazioni, perché, ecco.